Ministro, che idea si è fatto su ciò che ha visto qui a San Vito al Tagliamento e come rientra all'interno di quello che è il programma di digitalizzazione previsto dal governo? Ma guardi, è l'esempio fino a questo momento che ho visto più chiaro di un Digital Innovation Hub, cioè di un posto dove le aziende e il personale possono andare a capire come una tecnologia, anzi come l'integrazione della loro tecnologia in un modello produttivo che è basato sostanzialmente sulla connessione digitale può migliorare l'efficienza, e lo fa in modo molto semplice, molto intuitivo e molto efficiente. Quindi proprio è un Digital Innovation Hub prima che il governo definisse cos'era un Digital Innovation Hub. E in questo senso, ad esempio, come strutture e iniziative di questo tipo, caliamolo nel campo locale, possono intervenire ad esempio per lo sviluppo di un sistema quale quello portuale del Friuli Venezia Giulia, su quale ad esempio il governo ha appena scommesso? Questo qua nello specifico è molto più manifatturiero, no? Per cui ha una focalizzazione sull'esempio della produzione di un oggetto nel modo tradizionale e come viene nel modo integrato, soprattutto come avviene il processo produttivo, senza bisogno di enormi macchinari che in questa rivoluzione c'entrano fino a un certo punto, c'entra molto più l'intelligenza, diciamo, nell'uso delle macchine. E per cui è una cosa molto specifica, però è esattamente applicabile a qualunque settore di business, facendolo secondo me in questo modo, cioè facendo delle demo che spieghino esattamente qual è la transizione che va fatta e come va fatta. Poi lo puoi fare in un settore che è quello dei frigoriferi, lo puoi fare cioè nei settori più manifatturieri, nella produzione delle valvole, lo puoi fare anche sulla logistica, che però ovviamente ha delle sue specificità.